sorgeva la vecchia Oslavia, l'unica casa rimasta. Qua, questo era il cimitero dei 4 generali. Qua. Con l'obelisco. Sotto il vallone dell'acqua. Questo dovrebbe essere il Dentino, è quota 562. La caserma attuale della Jugoslava. Qui siamo a quota 609. Sono bene i canaloni di quota 609 e sotto il paese di Pod Salvatino, sulla mia sinistra. Al centro case Neri, casa Kun, casa d'Abate, mentre questo è il Pod Salvatino con la chiesa. Salvatino che è stata completamente distrutta in quanto al centro delle due linee nemiche. Qui dovrebbe essere la quota dei Massi Rocciosi, presumibilmente. Questo canalone tra Massi Rocciosi e Pod Salvatino, chiamato anche Canone della Morte o Vallone della Morte, quanto era al centro sempre tra le due linee. Questo è il lato orientale del Salvatino, si intravede dietro a San Gabriele, come qua. Giù San Gabriele si vede Santa Caterina. Questo, si vede prima questo, sotto San Cano. Dopo vento. Questa è Moscenizza con quota 50 e quota 54. Dietro le quote 67 e 85. Ponte sulla ferrovia.
Prima galleria, uscita dalla prima galleria, si entra nella seconda galleria. Adesso Giulio. Uscita del seconda galleria della ferrovia, di fronte dovrebbe essere la collina davanti a Medeazzo. E questo lato sud del mare. Casello. La chiesa di San Giovanni Duino, la via. Età?
Sheila? Sheila? Oh. Siamo a Devetaki, nel vallone, il valloncello di Devetaki, dove ci sono i 3 cimiteri militari. Queste sono le mura del primo. Ci sono i resti del cimitero più vecchio, più piccolo. Queste sono le mura dell'altro cimitero, del terzo cimitero. Sheila? Piantala. Sheila, che c'è? Devetaki, cimitero di guerra numero 1. Proprio piccolo. Dove era Toyo? È Devetaki. Sheila, voltati. No! Sai che hai trovato qualche osso, Sheila? Sheila, vieni qua. Pensa, riesci a prendere qua dentro senza luce la telecamera. Sì, perché c'è Eccezionale. dentro. Sheila? È bello da vedere, no? Sì. Lui del vecchio, peccato. Che vuoi ascoltare? Siamo quasi in cima a quota 383. Praticamente quota 383 in questa direzione.
Ora sto andando verso il nord, questa direzione Pallievo, questo è il lato sud, da dove provenivano gli attacchi degli italiani, e qui passava praticamente, c'era la prima linea, luogo di scontri. Qui siamo proprio in vetta alla 383, ora stiamo puntando a nord, dietro si intravede il cementificio, ora ci portiamo verso ovest. Ci sono i resti di un fortino che era in cima alla 383. E questo è l'ingresso di una caverna, sempre quota 383, in cima proprio. È stata distrutta dai bombardamenti, ovviamente. Tutto intorno ci sono i resti. È già cominciato. Ecco, ciao mamma, guarda, una bomba. Aspetta, la Bomba faccio molto vedere. pericolosa, devo stare molto attento. Non Perché esagero. sennò qui può succedere qualcosa. Sì, No, mamma, la fai morire tua madre. sono troppo massiccio, troppo coraggioso. Vediamo il reticolato che avevi detto. Questo è un ammasso di reticolato. Filo spinato. Ferma Sheila. C'è il cane che passa davanti. Il cane sempre davanti quando c'è a fare qualche ripresa. No, adesso devo vedere altro filo spinato. Girala per vedere se mentre è verticale. Ecco, fai vedere. Questo era così probabilmente perché vedi che era qua, così. Sì. Sono più alta di me di sicuro. Dunque si vede l'attacco al bacino, al femore, no? Questo sì, è un femore. sì. Femore. E questa è la parte bassa del femore. Così. Fai vedere il collo del femore. Fuori fuoco, no? Gira. Qui siamo sotto quota 383. Come si presentava la 383, ovviamente senza alberi, a chi doveva attaccare il fortino che è in cima. Qui sembra tutto in piano, ma la pendenza è molto forte. Siamo sui 30 gradi. Anche magari le due e mezza non c'è nessuno, sai, sono lì che. Pomeriggio è meglio, no? Sì. Sono lì che staccano tra loro. Quota 383, dalla cima
guardando verso il basso. Zagora, pardon, Plava, salita per Planina, Zonzo, Corada, quota 383. Plava, Ponte di Plava. Paese di Plava, con la quota 383. Sempre quota 383. Ex cimitero italiano.
commentare, tanto si sente sotto. Sì. I nomi, tutto. Allora, qui vedo un uomo di circa 90 anni che sorride. Dietro sì, dovrebbe esserci le Alpi Giulie. Purtroppo non si vede il canin. Prendi sta roccia che è caratteristica. Dov'è Scila? Cerco di prendere la Scila. Manco vedo dov'è. No, non mascati, muoviti più piano ancora. Ecco qua il Fulvio. Poi vede la roccia che è carsica. Non so più di moscerini, però non vecchio. Adesso sto riprendendo. Sì, la sei morta. Il Monte Nero col massimo zoom. Monte Rosso, sempre Monte Nero. Monte Rosso. Questo invece è Roby. Roby, mettiti, ho tutto in ombra, tutto il sole, mettiti da parte del sole. Che devono cascare, sono tua madre e mi strilla. Che devo portare dopo solo. I tuoi resti devo portare poi a casa. Speriamo di no, Scila è imbucata, è sparita una tana. Peccato per il cane, ho paura. Siamo sul Rebro, partiamo da Plava sulla sinistra. Questo ho inquadrato il Monte Jelenico. Su in cima c'è un posto di vedetta. Sullo sfondo le montagne che indicano fin dove è arrivato l'esercito italiano alla 11ª battaglia dell'Isonzo. Vuole tornare indietro. Sì, e decide lei dove andare. Vieni qui, Scila. Hai preso anche di là? Sì, sì.
Apparire Weißwitz. Allora, sulla sinistra abbiamo il Volnik, adesso vicino, campanile di Sagrado, visto dalla cava. Castello di Sagrado. Il Castello di Sagrado. Tradisca. Isola dei Morti. Macello di Sagrado. Strausina. Quota 170. Castelvecchio di Sagrado. Fornace. Chiesa di Fogliano. Stazione ferroviaria di Sagrado.
Abruzzo. Sant'Elia.